Buongiorno Paolo. Buongiorno Franco. Grazie di ospitarci in questa stupenda villa. Vogliamo poterla vedere insieme? Certamente, l'accompagno. Grazie. Una dimora come questa avrà sicuramente una storia lunga e importante. Ma certamente, dunque le prime notizie che abbiamo risalgono al 1200 come casa merlata con toccolo per l'olio e toccolo per l'uva di proprietà dei Cangrande della Scala. Poi la proprietà passò alla famiglia Dal Verme, che era una famiglia dell'entourage dei Cangrande della Scala, però a un certo punto un nipote passò bandiera, cioè Alvise Dal Verme passò dalla parte dei Lombardi e questo non piacque molto alla Serenissima. Lombardi, vale a dire i Visconti? Esatto. Visconti. Dunque, sì. la Serenissima era in guerra contro i Visconti e non aveva voglia sul campo di battaglia trovarsi con il nipote dalla parte dei Lombardi e lo zio dall'altra. Dunque confiscò tutti i terreni e li vendette alla famiglia Allegri, che hanno costruito nel 1640 effettivamente la villa. Dunque hanno inglobato il fortilizio che c'era all'inizio. Ed è il momento in cui prende l'attuale aspetto praticamente. Esatto, praticamente prende l'attuale aspetto, naturalmente non rovinando la villa che c'era inizialmente. Naturalmente. Bene. Vogliamo proseguire? Certamente. Una meraviglia dopo l'altra, ma questi? Ma questi sono stanti per la seta, perché la famiglia Arvedi erano dei sataioli e hanno acquistato la villa nel 1824 dall'ultima erede Allegri per trasformare parte della villa in bigatara, cioè allevamento dei bacchi da seta. Bigatara? Eh sì, bigatara perché in dialetto veronese l'allevamento di bacchi da seta si chiamava bigatara. Abbiamo i progetti dove veniva trasformata parte della villa in bigatara, appunto, piano terra, allevamento di bacchi da seta, primo piano filanda. La filanda, sì. Poi il comune di Verona ha donato una strada per fare la bigatara a Verona e dunque per non, tra virgolette, delocalizzare l'industria al di fuori delle mura di Verona. E la villa gli è rimasta sul groppo come le vedete adesso. Quindi qui non se ne fece più nulla rispetto all'intenzione originaria. Adesso comunque ti porto ai piani sopra. Bene. La bandiera che si è vista salendo all'inizio della scala, che storia ha? Ma quella è una bandiera della Repubblica Cisalpina, perché nella mia famiglia c'era una situazione un po' anomala, nel senso che c'era uno zio che lavorava come segretario particolare di Massimiliano d'Austria, il nipote era un carbonaro. Infatti venne preso dagli austriaci a Verona, doveva essere impiccato a Belfiore con i martiri di Belfiore, Sì. gli venne tramutata la pena da capitale in ergastolo e venne mandato allo Spielberg. Dallo Spielberg venne mandato a Limone sul Garda sotto un pagamento di un riscatto tra cui anche la rinuncia al titolo nobiliare. Incredibile. Qui ci troviamo? Questo è il Salone dei Titani. Il Salone dei Titani. Immagino che il nome glielo danno queste figure. Rappresentano lo zodiaco. 8 nella parte bassa, 4 nella parte superiore. Affrescato da Ludovico d'Origny nel 1694-95. E hanno impiegato solamente 5 mesi a dipingerlo ed erano in 5 persone. Vengono raffigurati i due Allegri, padre e figlio, che sono quelli che hanno effettivamente pagato l'affresco. Poi il Dorigny, tra le altre cose, raffigura anche i fiumi conosciuti del tempo. Dunque abbiamo il Danubio, lì abbiamo il Nilo. Il Nilo viene rappresentato con la testa rivolta alle spalle perché naturalmente non si sapeva dove era la sorgente. Qui abbiamo il Tigri e l'Eufrate e là il Gange. Magnifico, magnifico. E poi abbiamo 2 scene mitologiche, perché non potevano naturalmente mancare. Certo. Abbiamo Perseo contro la Medusa e dall'altra parte i Lapiti contro i Centauri. E ambedue le raffigurazioni rappresentano, naturalmente per la filosofia, l'intelligenza dell'uomo contro la violenza della bestia. Quindi questo è il cuore della villa, potremmo dire. Questo qua diciamo che era la sala da musica della villa.
alta 15 metri, per quello ha questo eco. Sì, infatti, molto molto bello. Adesso usciamo sulla terrazza. Ed eccoci sulla terrazza con questa meravigliosa vista sulla Valpantena, no? E sul giardino di Villa Arvedi sotto di noi. Giardino all'italiana di circa 250 anni circa. Bellissimo, splendido. Grazie. Che ci porta a pensare alla realtà attuale di Certamente. Villa Arvedi. Villa Arvedi che in questo momento noi utilizziamo come eventi, dunque utilizziamo per matrimoni, visite, film americani, perché abbiamo girato alcune scene di Letters to Juliet dove io sono attore, parlo per 3 secondi, dunque sono diventato attore. 3 secondi non è male. Abbastanza. E poi anche per set di video musicali, abbiamo girato un video degli Zero Assoluto l'anno scorso. Quindi veramente una gamma ampia di attività e magari ce ne sono anche delle altre. Sì, abbiamo un'azienda agricola che segue mio fratello e dove produciamo olio e uva per vino della Valpolicella e Valpantena. Ringraziamo Paolo Arvedi. Grazie. Che ci ha ospitato nella meravigliosa cornice della sua villa e ci spostiamo ora nell'azienda agricola di Stefano Olivieri. State con noi!